FAS. In un'anonima sigla c'è tutto il dramma dell'inquinamento da perfluoroalchilici, sostanze usate come impermeabilizzanti per tessuti e pentole, che si sospetta siano cancerogene. La Regione Veneto ha istituito una zona rossa, il cui perimetro racchiude l'area tra le province di Vicenza, Padova e Verona, ed è intervenuta prontamente sia sul piano sanitario che su quello del filtraggio e della depurazione delle acque contaminate. Mancava invece la voce ufficiale del governo, che oggi, quando sta per staccare la spina politica, all'ultimo respiro dichiara lo stato di emergenza per il Veneto. È Luca Zaia ad annunciarlo, sottolineando che il tempo è stato galantuomo, che ora la proposta della Regione Veneto è stata accolta, anche se ai tempi supplementari da un governo che in pratica non esiste più. Peccato, perché così si sono persi un sacco di mesi. Ora l'obiettivo, conclude il presidente Veneto, è realizzare velocemente il nuovo acquedotto. Il commissario che arriverà per fronteggiare l'emergenza permetterà di snellire le procedure in modo che nel giro di un anno si possano notare i primi benefici e al massimo in 3 si possa completare la costruzione dell'acquedotto, che in condizioni normali implicherebbe un tempo almeno doppio. Inquinamento da FAS, finalmente un'emergenza riconosciuta.